Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta con la nostra prima edizione in questa vigilia di Natale, quindi fervono naturalmente i preparativi, ma la cronaca, lo sapete bene, non si ferma. Avremo parecchi collegamenti dal territorio anche oggi per eventi più o meno lieti. Purtroppo, appunto, come detto, la cronaca, soprattutto quello dei furti, vedremo tra pochissimo, va avanti imperterrita malgrado le festività. E poi anche una giornata di allerta meteo. C'è un forte vento che sta soffiando in gran parte della regione, sappiamo che c'è allerta neve nelle prealpi, per il momento sta solo piovendo, temperature che mantengono livelli elevati rispetto alla stagione, ma nel momento in cui si abbasseranno è possibile anche appunto qualche nevicata. Noi cominciamo proprio parlando di furti, andiamo davvero a pochissima distanza dalla nostra sede qui di San Biagio di Callalta a Treviso, perché nel pomeriggio di ieri i malviventi hanno aspettato che i proprietari di casa, pensate, caricassero la macchina e partissero per le vacanze. Sappiamo che questo è un altro periodo delicato da questo punto di vista, abitazioni lasciate vuote oppure negozi con incassi più consistenti del solito presi di mira dai malviventi. È successo nel pomeriggio poco prima delle 18, sul posto per noi sono andati Cristian Arboit e Tommaso Migot e hanno sentito la signora Nadia. Sono entrati scavalcando probabilmente quella recinzione, i ladri che sono entrati in azione ieri nel tardo pomeriggio qui a San Biagio di Callalta. Siamo a ridosso della Postumia, una delle arterie più trafficate della Marca trevigiana. Questo però non è stato un deterrente per i delinquenti che hanno messo nel mirino questa abitazione. Dopo aver scavalcato la recinzione e percorso questo tratto di campo di cortile, i ladri si sono avventati su queste lanterne che sono ancora a terra e che sono state di fatto divelte, probabilmente con una mazza, sicuramente con una grande violenza. Questo per fare che cosa? Questo per non consentire alle lanterne di fare il loro lavoro, quindi di illuminare l'area. Perché? Perché questi ladri volevano agire indisturbati. Una volta tranciate le lanterne si sono introdotti nell'abitazione. Questa la porta che dà sulla cucina, i segni dell'effrazione sono ancora ben visibili sia sui balconi sia sulla finestra interna. I ladri, una volta all'interno dell'abitazione, hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di oro, di contante, ma non hanno trovato nulla. Quello che va sottolineato, quello che va detto è che i proprietari si erano assentati da casa da pochissimo tempo, quindi probabilmente questi delinquenti stavano spiando i proprietari che erano erano in macchina diretti verso una località di montagna per le vacanze. Qui con me c'è la signora Nadia, abbassiamo le telecamere, non vuole farsi riprendere, ancora scossa. Nadia, voi ieri sera stavate andando verso nord, verso le montagne, era accanto a suo marito e ai suoi figli e doveva essere un Natale di spensieratezza. Certo, eravamo appena partiti e dopo un pochino ci è arrivata la telefonata dell'allarme, per cui abbiamo girato la macchina e siamo tornati a casa e abbiamo trovato la casa aperta e tutte le luci spente. Ora stiamo a casa, ora non ci muoviamo più perché non puoi permetterti di uscire. Nel giro di 40 minuti sono entrati e hanno fatto quello che hanno voluto. Il problema è che ci hanno lasciato dei danni, non hanno rubato nulla perché non c'era nulla da rubare. Ecco, è successo, voi siete partiti verso le 17:45, 17:50, l'allarme è iniziato a suonare alle 18:22, è l'ora precisa, il minuto preciso. Circa 18:20, 18:22 ci è arrivata la telefonata dell'allarme e siamo tornati indietro. Voi vi trovavate all'altezza di Latisana, il tempo di girare la macchina e di ritornare a casa. In quel momento voi siete entrati e avete trovato lo sfacelo fondamentalmente. Sì.
sì. Non solo le lanterne che abbiamo visto a terra tranciate, ma anche lampadine svitate, il quadro elettrico completamente abbassato. Era tutto buio, abbiamo dovuto riattivare tutta la parte elettrica della casa che era stata staccata. Senta, i danni ammontano a qualche migliaio di euro probabilmente, infissi, non infissi. Sì, non ho idea perché adesso dovremo contattare appunto le ditte per capire e mettere in ordine. Ti rimane l'amarezza che non puoi più fidarti di far nulla. Senta, lei ieri mi ha detto prima aveva uno strano sentore, è un periodo di grande preoccupazione soprattutto qui a San Biagio di Callalta. Noi adesso siamo sulla Postumia, ma colpite sono state le frazioni di Fagarè, di Rovarè, di Cavriè soprattutto, insomma è un territorio senza pace questo. Sì, è un territorio abbastanza dilaniato in questo periodo. Quindi probabilmente i ladri hanno visto che voi stavate caricando la macchina? Non lo so, non so se ci abbiano sorvegliato prima, non so se abbiano visto la macchina, non lo so. Fatto sta che insomma adesso starò molto attenta, ho paura anche di andare a fare la spesa. Quindi non è solo la vacanza di Natale rovinata, certo. È qualcosa di più. Certo, perché ti senti comunque violato in quello che è la tua casa. Signora Nadia, grazie davvero, grazie per la sua testimonianza. Quindi un comune, quello di San Biagio di Callalta in particolare, senza pace, ma tante altre segnalazioni ci sono state nella serata di ieri in tutta la Marca, compreso Mogliano Veneto. Per il momento è tutto. Grazie dunque a Cristian Arboit e Tommaso Migot. Noi continuiamo con la cronaca, andiamo a Padova adesso, scene di ordinaria follia in città dove un 73enne dopo essere stato bloccato, pensate, per una svolta vietata ha tirato una testata addirittura a un agente della polizia locale perché non voleva pagare la multa. Vedo collegata, eccola qua in diretta, Marta Zata con l'assessore Bonavina. Buongiorno. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Ha detto bene, scene di ordinaria follia perché appunto questo anziano si è scagliato contro un poliziotto che gli stava giustamente mettendo una multa, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Durante le feste si è tutti più buoni, o almeno quasi tutti. Non è il caso di un 73enne padovano che ha fatto finire al pronto soccorso un agente di polizia dopo averlo colpito con una testata. Durante un ordinario controllo stradale nella zona del Bassanello a Padova, una pattuglia ha fermato l'automobilista, sorpreso mentre effettuava una svolta vietata. Quella che sembrava una normale contestazione si è però rapidamente trasformata in un acceso scontro. Secondo quanto ricostruito, il 73enne avrebbe assunto fin da subito un atteggiamento aggressivo, rivolgendosi agli agenti con toni offensivi. Dopo essere sceso dall'auto, si è avvicinato a uno dei due poliziotti e quando ha capito che si sarebbe beccato una multa, lo ha colpito con una testata. L'agente, caduto a terra, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il 73enne è stato bloccato, accompagnato al comando e arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Ecco, quindi si poteva risolvere in realtà tutto con una multa, però l'uomo non ha accettato questa cosa e appunto si è scagliato contro il poliziotto. Io sono in compagnia dell'assessore Diego Bonavina, assessore alla sicurezza del comune di Padova. Assessore, insomma, una situazione difficile anche da spiegare, da commentare. Sì, onestamente è difficile. Prima di tutto però voglio veramente mandare un abbraccio affettuoso alla gente della polizia locale che è stato vittima di questo fattaccio. È un fatto ingiustificabile. Oltretutto questa è una persona non nuova a questi comportamenti, però ripeto, è ingiustificabile perché certamente non può essere una sanzione, una multa di qualche decina di euro a poter scatenare una reazione del genere. Questo deve farci preoccupare, deve farci prestare molta attenzione da parte dei nostri agenti che sono in strada tutto il giorno, di notte, e quindi loro non sanno con chi hanno a che fare, mentre il cittadino sa che c'è un agente che ha una divisa e che sta rappresentando in quel momento una città.
dall'altra parte possiamo trovare chiunque. Questa è una preoccupazione. Io ripeto, ho grande stima per i nostri agenti della polizia locale, perché so le difficoltà che hanno e so che tante volte fanno un mestiere che loro fanno con grande passione, ma che è anche pericoloso. Questi fatti sono veramente incommentabili e ingiustificabili. Io mi auguro che ci sia una punizione per questa persona, perché ledere una persona che rappresenta un'istituzione è una cosa assolutamente che non possiamo accettare. Ecco, da Padova per il momento è tutto. Io ringrazio l'assessore Diego Bonavina per essere stato con noi e ti restituisco la linea. Grazie a Marta Zatta, grazie ai colleghi naturalmente di Padova per aver dato conto di questo episodio davvero incredibile, ma poi torneremo sulle aggressioni davvero ingiustificate, improvvise, per futili motivi che si stanno moltiplicando davvero un po' in tutta la regione e per i motivi più assurdi. Allora, andiamo a quella che è una notizia di queste ultime ore, vale a dire la telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nei giorni scorsi ha voluto chiamare la mamma di Alberto Trentini, il cooperante lidense detenuto da oltre un anno in Venezuela. Lo si è appreso da fonti vicine alla famiglia. Il Capo dello Stato ha espresso vicinanza ad Armanda Colusso, manifestandole la solidarietà da parte di tutto il Paese per la detenzione di Alberto, la cui liberazione è chiesta a più voce da mesi e anche in particolare adesso sotto le feste di Natale, per queste feste di fine anno si è speso per lui anche il patriarca di Venezia Francesco Moraglia, patriarca che sentiremo poi, l'abbiamo intervistato e lo troveremo anche a un evento benefico a Venezia, e si è speso appunto per Alberto Trentini, come molti rappresentanti della società civile della città, non solo religiosa. Andiamo ancora alla cronaca. Le fiamme hanno distrutto il tetto di un'abitazione, accaduto a Maserà di Padova, pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco. La richiesta al 115 è arrivata alle 17:30 di martedì. In via Camura, a Maserà di Padova, un incendio aveva avvolto il tetto di un'abitazione senza feriti per fortuna. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Abano Terme con il supporto dell'autoscala e del carro aria da Padova. In totale 8 gli uomini presenti, coordinati dal funzionario di guardia. L'incendio è stato domato dopo alcune ore di lavoro con un'attenta opera di smassamento. Secondo le prime ipotesi, a causare le fiamme sarebbe stato il malfunzionamento di una canna fumaria. Vigilia di Natale e dunque necessariamente alla cronaca si intrecciano anche le manifestazioni, gli eventi per queste ore di attesa della mezzanotte, dunque l'avvento del Natale, un'atmosfera particolare naturalmente in montagna e a Belluno, dove ci sono molti eventi già in corso e altri previsti per il Capodanno, mercatini naturalmente con tante persone, le vediamo già inquadrate dai nostri colleghi, da Stefano Bozzi, che stanno cercando magari gli acquisti dell'ultimo minuto. Allora andiamo da Tiziana Bolognani in diretta. Buongiorno Tiziana. Sì Lina, buongiorno, hai detto bene, certo le condizioni meteo oggi hanno disincentivato l'afflusso mattutino, che normalmente invece è stato consistente in queste giornate. Il bilancio a metà percorso dell'iniziativa di Belluno Viva è più che positivo. Alle nostre spalle Stefano vi può far vedere la pista di pattinaggio, che oggi è ferma perché piove e perché le condizioni del ghiaccio non sono ideali, ma insomma dall'altra parte fronte Liston c'è un maxi schermo che riproduce le immagini emozionali e emozionanti della montagna bellunese che si prepara a vivere l'appuntamento con le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Questo è il villaggio con l'area naturalmente del food e delle bevande
bevande, e da qui in avanti iniziano le casette del mercatino di Natale. Qui i regali solidali, ci sono davvero tantissime proposte. Adesso proviamo a sentire anche da chi si sta avvicinando ai banchetti quali sono. Ecco, qual è la sensazione anche? Lo domandiamo subito a queste signore. Signore, siamo in diretta con Antenna 3 e vi volevo domandare se l'occasione del mercatino di Natale è comunque sempre valida per fare gli ultimi acquisti. Sì, lo dimostra il fatto che sono qui in questo momento proprio per fare un ultimo acquisto. Che cosa pensa lei, signora, di questo mercatino e soprattutto di questa iniziativa che quest'anno è decisamente differente rispetto all'anno scorso? Mi sembra molto più bella esteticamente, più ricca anche come mercatino, proprio come prodotti che offre il territorio. Le ringraziamo e sentiamo anche questa commerciante ambulante che ha la sua postazione, ha la sua postazione sempre piena di clienti. Offrite mela calda, offrite tanti prodotti del territorio. Come stanno andando gli affari? Molto bene, sì, abbiamo scelto quest'anno di partecipare, sta andando molto bene, vediamo che le persone poi ritornano e apprezzano poi i prodotti che proponiamo, quindi molto bene. Grazie Lina. Allora vedi, anche più avanti ci sono evidentemente tantissimi tipi di tanti oggetti, tante merceologie, c'è anche l'artigianato con il legno, l'oggettistica. All'interno invece dei giardini della piazza di Belluno, Stefano ora vi mostrerà, c'è uno spazio dedicato interamente ai bambini con il villaggio degli elfi, e per adulti e bambini e famiglie invece alla nostra destra c'è la ruota panoramica, che è anche una delle novità di questo Natale 2025 a Belluno. Natale ma anche Capodanno. Ieri l'amministrazione comunale assieme al consorzio dei commercianti e la consulta di Confcommercio ha presentato il Capodanno in piazza, sarà in Piazza Duomo, vi lancio il servizio e poi tutti gli aggiornamenti e tutte le ultimissime dalla piazza dolomitica del capoluogo della montagna bellunese questa sera nei nostri telegiornali. Non serviranno outfit e pieghe scintillanti perché l'ingrediente principale richiesto per l'imminente festa di Capodanno in piazza a Belluno sarà la voglia di stare insieme e di ballare fino a notte fonda. I presupposti per un gran veglione di qualità ci sono tutti. Stavolta bellunesi e non aspetteranno l'anno nuovo in piazza Duomo per un'esigenza squisitamente tecnica. Sì, sicuramente, anche perché andare a incidere su un piano di sicurezza già esistente come quello del villaggio sarebbe stato impegnativo, l'abbiamo vissuto l'anno scorso. Inoltre è anche l'occasione per far vivere la totalità del centro nella sua appunto complessità. A trarre giovamento dal grande spettacolo con DJ set e live band i locali del centro storico che si sono organizzati per prolungare orari e organizzare a loro volta i festeggiamenti. La gran fortuna è stata intercettare un bando da 20.000 euro, diciamo un grazie al comune di Belluno che ha dato al consorzio centro storico la possibilità di fare questa manifestazione. Ci sarà un ultimo dell'anno di qualità e finalmente sia famiglie giovani e anche meno giovani possono trascorrere in centro storico l'ultimo dell'anno. E dunque si ricompone la squadra istituzionale natalizia con Comune, Consulta, Confcommercio, Consorzio e DMO, grazie al cui contributo è stato possibile inserirsi nel tour di San Silvestro di Radio Company, che unirà idealmente 7 piazze fra Veneto e Friuli, oltre a quella di Belluno, anche Treviso, Padova, Udine, Sottomarina di Chioggia, Mirano e Noventa di Piave. Per chi arriverà in centro non mancheranno le sorprese. Sotto nell'albero davanti al Museo Fulcis verranno installati questi simpatici cubi che sono alle mie spalle. Inquadrando un QR code ci sarà un facile sondaggio e poi sarà possibile ritirare un piccolo alberello di Natale riportante il brand Dolomiti Bellunesi presso gli esercizi del consorzio. Un'occasione di promozione culturale e turistica del capoluogo a cui anche nel 2025 ha contribuito il consorzio Belluno Centro Storico. Un anno importante, un anno impegnativo, tante novità, ma non ci aspettavamo di dover organizzare anche questo ultimo dell'anno e con le corse lo stiamo facendo anche bene. Inutile ricordare che il centro sarà chiuso al traffico mentre le scale mobili resteranno aperte fino alle 2:30. A tutti un rinnovato appello. Facciamo nostra l'ordinanza e la mozione fatta in Consiglio Comunale di spronare le persone a non utilizzare botti durante appunto queste festività e questa è un'occasione utile per rinnovarlo.
E dunque abbiamo parlato di Capodanno, abbiamo parlato degli ultimi regali di Natale, vi leggo un'agenzia battuta da poco perché del Patriarca di Venezia Moraglia parleremo tra non molto, ma il Patriarca ha fatto regali dell'ultimo minuto davvero importanti, detergenti e prodotti per l'igiene e per le carceri, berretti e guanti per i senza tetto seguiti dalla Caritas, biscotti proteici per le mense dei poveri, sono alcuni dei doni che appunto Monsignor Moraglia ha procurato per gli ultimi della città per il Natale di quest'anno. In primo luogo sono stati inviati nelle carceri cittadine detergenti e prodotti per l'igiene personale, 11 bancali di biscotti proteici distribuiti dal Patriarcato, ogni bancale contiene 30 scatole con 300 mini confezioni di biscotti per un totale di 99.000 pezzi. Per affrontare il freddo acquistati 300 berretti e 300 paia di guanti che saranno il dono invece del Patriarca agli utenti e agli ospiti della mensa di Caletizia, della mensa Sant'Antonio a Mestre e di altre realtà di accoglienza del territorio, così il Patriarca. Noi torniamo alla cronaca adesso, è stato individuato e denunciato l'autore degli spari contro i ciclisti padovani che si stavano allenando nel Veronese. Non sopportava i ciclisti e vederli così tutti in gruppo che ostacolavano la sua manovra di sorpasso ha scatenato la sua rabbia e il suo rancore. Questo è quello che avrebbe ammesso davanti ai carabinieri di Caprino Veronese quando lo hanno individuato. È un 25enne della provincia di Verona, il responsabile degli spari contro il gruppo di sportivi padovani della società ciclisti padovani Polo Charibank. Il ragazzo è stato individuato dai militari dell'Arma che subito dopo il fatto, avvenuto sabato lungo la strada statale 12 in Val d'Adige nei pressi di Dolcea, avevano iniziato ad investigare. Il gruppo si stava allenando quando dall'auto guidata dal 25enne sono partiti alcuni colpi esplosi con una pistola a salve. Nelle scorse ore a Teolo il presidente della società ciclistica Galdino Peruzzo aveva formalizzato la denuncia. Le immagini delle telecamere e l'attività sul territorio hanno portato i carabinieri a individuare il 25enne. L'auto, un particolare modello di grossa cilindrata, aveva un faro malfunzionante e questo è stato fondamentale per identificare il giovane incensurato. Trovata nella vettura e sequestrata l'arma utilizzata, una pistola a salve fortunatamente rivelatasi non pericolosa. Il 25enne è stato denunciato per i reati di minaccia aggravata, porto d'armi e oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose. Il caso di Marta Novello, la giovane di Mogliano Veneto che venne accoltellata mentre faceva jogging. Per la seconda volta la Cassazione ha annullato la condanna a carico del giovane ritenuto responsabile dell'aggressione. Il ragazzo all'epoca, lo ricorderete, aveva 15 anni. Marta Novello, 27 anni, fu accoltellata senza nessun motivo per oltre 20 volte. L'aggressione il 22 marzo del 2021 lungo via Marignana a Mogliano. Identificato il responsabile, allora quindicenne, che venne condannato dai giudici di primo grado a 6 anni e 8 mesi di reclusione, pena ridotta in appello a 5 anni. Il colpo di scena nella vicenda che sconvolse la Marca quando la Cassazione nel 2022 annullò la sentenza della Corte d'Appello di Venezia. Ora è arrivata una nuova decisione dei giudici della Cassazione che per la seconda volta hanno cassato il giudizio di imputabilità, cioè la capacità di intendere e volere al momento della commissione dei fatti. L'avvocato Matteo Scussat, che difende l'aggressore, oggi maggiorenne, ha spiegato che attende le motivazioni di questa seconda decisione della Cassazione. Il ricorso, ha spiegato il legale, era infatti articolato in diversi punti, lamentando non solo l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, ma anche travisando il dato istruttorio. Sono state inoltre impugnate ben 4 ordinanze che, ad avviso della difesa, avevano limitato il diritto alla controprova. Le motivazioni saranno depositate nei prossimi giorni, poi tutto tornerà ancora una volta, la terza, in Corte d'Appello a Venezia. Il ragazzo che accoltellò Marta Novello, volato a Londra dopo l'aggressione, non ha più fatto rientro in Italia. Torniamo sugli scontri dopo il derby di domenica Treviso-Mestre. Sono scattati i DASPO a carico di 3 ultras arrestati e su disposizione del PM rilasciati nelle scorse ore.
I 3 trevigiani fermati dalla polizia e accusati a vario titolo di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e danneggiamento, ora sono stati raggiunti anche dal DASPO. Si tratta dei 3 ultras identificati grazie alle telecamere di videosorveglianza ed arrestati subito dopo il derby Treviso-Mestre. I provvedimenti di prevenzione sono stati adottati nei confronti di un cittadino trevigiano di 56 anni, già daspato dal questore di Treviso nel 2022, nei confronti di un ultras di 25 anni, anch'egli sottoposto a provvedimento di daspo adottato dal questore di Venezia nel 2023, ed infine nei confronti di un tifoso trevigiano di 60 anni, anch'egli già daspato dal questore di Treviso nel 2022. Quest'ultimo in particolare è ritenuto il presunto responsabile del lancio di una bottiglia di vetro con la quale è stato infranto il finestrino in cui viaggiavano gli ultras mestrini. I daspo avranno una durata di 10 anni e si accompagneranno alla prescrizione di presentarsi presso gli uffici di polizia nelle giornate interessate dalle competizioni sportive per la durata di 5 anni in relazione agli ultras di 56-60 anni e per la durata di 10 anni in relazione al tifoso 25enne. E proprio il questore Alessandra Simone, insieme al presidente di MOM Giacomo Colladona, ha voluto incontrare nelle scorse ore l'autista rimasto ferito domenica al termine del derby Treviso-Mestre, ringraziandolo per la professionalità e il senso civico dimostrati. Con l'occasione il questore ha anticipato il suo invito a partecipare alla prossima festa della polizia e ad essere premiato tra i cittadini meritevoli. L'ha ringraziato per quello che ha fatto una cosa importante, che è quella di aver portato ovviamente l'autobus in stazione e non aver aperto le porte, quindi non essersi fermato, e questo sicuramente per la sicurezza è stato un atto importante. Non è da tutti, lui l'ha fatto e quindi il ringraziamento il questore l'ha fatto anche all'azienda e io sono veramente contento e lieto di quello che hanno fatto. Se lui non proseguiva e non apriva le porte sarebbe successo veramente qualcosa di particolare e grave, nel senso che eravamo a 3-4 giorni dal Natale, domenica pomeriggio col traffico e la gente che stava camminando anche a fianco del punto. Quindi quello che ha fatto è una cosa molto importante, di una professionalità importante, quindi il ringraziamento del questore è stato ovviamente all'autista ma all'azienda, e quindi io sono molto fiero di avere autisti come lui. Il prefetto mi ha chiamato stamattina, dopo le feste sarà ricevuto anche dal prefetto per ringraziare l'autista di quello che ha fatto. È un cittadino illustre della nostra città che ci dà contezza di come la collaborazione sia importante. La fermezza dell'autista e il funzionamento perfetto del dispositivo di sicurezza che era stato preordinato. Esatto, hanno evitato il peggio. Contiamo di identificare tutti i tifosi trevigiani che hanno partecipato e hanno dato adito a avevano la volontà di questi tafferugli, e i tifosi mestrini che sicuramente pur di scendere dal pullman hanno creato problemi e aggredito l'autista. Saranno tutti identificati e per tutti ci saranno provvedimenti interdittivi. Ricordo che i 3 soggetti oggi daspati sono stati anche arrestati nella flagranza del reato. Questo dunque l'annuncio, l'avete sentito, del questore. Torniamo poi alla situazione in città, invece a Treviso. Una petizione di oltre 500 firme è stata presentata per istituire una zona rossa tra la stazione di Treviso e Piazza Borsa. Organizzarla un gruppo di residenti e lavoratori stanchi del degrado, soprattutto di via Fiumicelli, ma soprattutto esasperati per la continua serie di episodi sessisti nei confronti delle donne. Non è possibile alle 11 della mattina che una signora non possa passeggiare per Treviso e deve entrarmi terrorizzato in negozio. Sono molto offensivi nei confronti delle donne. Io personalmente stavo facendo una vetrina, mi passano facendo gesto di fargli un rapporto orale, ok? È una cosa inammissibile. È solo una delle persone che hanno firmato la petizione raccolta da un gruppo di cittadini che vivono e lavorano tra la stazione ferroviaria e Piazza Borsa. Ma lei è più impaurita o più arrabbiata? Tutte e due. Tutte e due. Perché come donna non mi sento tutelata,
ok? Quindi impaurita per me e per tutte le donne, e arrabbiata perché sono trevigiana e vedere la mia città ridotta in questa maniera non mi piace per nulla. Abbiamo deciso di fare una raccolta firme per far sentire un po' la nostra voce e per comunque ufficializzare quali sono i nostri disagi della zona in cui viviamo costantemente e quotidianamente. E le firme raccolte andiamo oltre le 550, di preciso sono 553. L'area di raccolta è stata nel quadrilatero da via Roma fino a piazza Borsa. Volevano addirittura che comunque se potevamo estendere anche la petizione nelle altre zone, nelle altre aree. Una richiesta che si concretizzerà a breve in un'altra raccolta firme. Firme comunque depositate in comune e consegnate in prefettura per chiedere più sicurezza. Noi auspichiamo che quella prevenzione che era stata inserita con la zona rossa qualche mese fa sia effettivamente riproposta e porti effettivamente a prevenire quelle situazioni che con la zona rossa effettivamente erano state mitigate. Una prima risposta è già arrivata dal sindaco Mario Conte. In realtà è un segnale anche di grande senso civico e amore nei confronti della città. Difatti appena vedrò questa petizione voglio ringraziare ogni singolo cittadino che ha preso del tempo per leggerla, per analizzarla e per sottoscriverla. E su un possibile risvolto politico dell'iniziativa segnalato in Consiglio Comunale da Stefano Pelloni del Partito Democratico, il sindaco sottolinea. Mi dicono che tra i partecipanti c'era anche un noto avvocato della città, esponente di un partito, e se è lui si potevano utilizzare anche altri canali. Per me contano i cittadini più che gli esponenti politici, soprattutto quando le forme non sono quelle corrette di una maggioranza invece coesa e responsabile. E poi c'è stata in centro a Treviso l'ennesima rapina da parte di una baby gang con vittime dei ragazzini di appena 15 anni. L'episodio è stato raccontato, accennato dal consigliere Franco Rosi durante la seduta di Consiglio Comunale. Noi siamo andati naturalmente con la nostra Francesca Bozza poi ad approfondire. Dei ragazzini che dovevano andare all'allenamento di calcio sono stati accerchiati, diciamo, avvicinati da dei ragazzi più grandi, da quello che ho sentito 19 anni, forse qualcosa del genere, e gli hanno chiesto prima se avevano soldi e poi di dargli il cellulare, insomma, quindi hanno preso paura sicuramente. È un residente a raccontare la rapina subita da due quindicenni sabato pomeriggio dietro la chiesa di San Martino, a 2 passi dalla sede della Canottieri Sile. Un nuovo episodio che vede protagonisti giovanissimi in centro Treviso. Episodio portato alla luce dal capogruppo di Treviso Civica Franco Rosi nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Comunale. Alle ore 14, quindi di sera, 4 ragazzi che dovevano andarsi ad allenare a calcio, quindicenni, sono stati accerchiati, 2 sono scappati, e 2 invece sono stati derubati il telefono e i soldi. Le vittime sotto shock hanno denunciato l'accaduto. Le forze dell'ordine acquisiranno le immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver immortalato la scena e i responsabili. Intanto chi vive qui racconta della presenza pressoché quotidiana di questi gruppetti che soprattutto tra i ragazzini più piccoli crea inquietudine. E soprattutto vicino alla chiesa è una costante. I figli, diciamo, in età adolescenziale hanno un po' paura a girare da soli. Chiedono di essere accompagnati, sì, diciamo, quello più piccolo chiede di essere accompagnato. E hanno paura, diciamo, che gli chiedano il cellulare o che gli chiedano soldi, insomma, sì, no? o girano in gruppo che sono più tranquilli, oppure da soli hanno paura, sì. Ma è soprattutto di sera che il problema si fa sentire anche tra gli adulti. Ci sono i ragazzi che si trovano qui o anche sull'altra parte e sì, non lo so la soluzione, ma non possiamo andare avanti così. Uscire di sera un po' inquieta? Sì, non è piacevole, diciamo così, vedendo loro in gruppo. Ospite a Ring, ospite del nostro vice direttore Ferdinando Avarino, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha parlato proprio di disagio giovanile e della necessità, ha detto, di intraprendere tutte le azioni utili a contrastare il dilagare della violenza tra i minori anche sul fronte del diritto. Quando si arriva a minacciare la vita o a togliere la vita a un coetaneo perché
i casi li sappiamo, no? Mi ha sporcato le scarpe, mi ha dato uno sguardo che non doveva darmi, oppure anche per regolamenti di conti, per debiti che mi pare siano 20-50 euro. Ecco, questo ci dà la proporzione della gravità del fenomeno. Ci sono tanti interventi in cui la società, secondo dei compiti anche dei suoi membri esponenti, deve porre in essere, ecco, anche le azioni di contrasto, penso queste, e pensare sempre nel tener conto che i minori sono minori, ecco, pensare anche che questa gravità di crimini così aumentata in fasce di età così basse, forse richiede anche di ripensare un po' il diritto dei minori, ecco, dal punto di vista dell'aiutarli di più. Rimaniamo a Treviso con il grave lutto che ha colpito il SUEM 118. Ieri pomeriggio è morto improvvisamente uno storico infermiere, Alberto Zappolla. Era appena entrato in servizio quando è stato colto da un malore fatale. Sono stati inutili purtroppo i tentativi dei colleghi di rianimarlo. Alberto è una persona che ha sempre dimostrato voglia di fare, forse anche in più di quello che gli veniva chiesto, e un grande orgoglio, come ci di far parte, e anche una riconoscenza nei confronti di noi che lo volevamo con noi come compagno di lavoro. Paolo Rosi, ex direttore del SUEM di Treviso, ricorda così Alberto Zappolla, 59 anni, Albertone, come tutti affettuosamente lo chiamavano. Se n'è andato all'improvviso nel luogo dove per 20 anni ha lavorato come infermiere, nella centrale operativa del 118 di Treviso. Zappolla era appena entrato in servizio, erano le 14, si stava confrontando con gli altri operatori per il consueto passaggio di consegne, quando è stato colto da malore e si è accasciato a terra. I colleghi lo hanno subito soccorso, hanno tentato di rianimarlo per 30 minuti. Che è accaduto mentre stava prendendo servizio, quindi proprio davanti ai colleghi che hanno fatto di tutto per poterlo salvare, ma purtroppo non è stato possibile. Una tragedia che ha sconvolto il SUEM di Treviso. Chi ha lavorato per anni fianco a fianco di Zappolla, come il dottor Rosi, allora direttore del 118 trevigiano, aveva incontrato Alberto agli inizi della sua carriera. Prima di lui aveva conosciuto la mamma, Bianca Casagrande, storica titolare del chiosco di Piazzale Pistoia, scomparsa nel 2023. Ho conosciuto prima la sua mamma, che era la famosa Bianca del chiosco delle patatine, che mi chiedeva sempre di come Alberto lavorava al SUEM, perché era orgogliosa di lui. Rosi ricorda i primi tempi, quando Alberto aveva preso servizio. Eravamo un po' preoccupati all'inizio perché la sua staffa pensavamo che non fosse in grado di lavorare, sopportare il peso, e invece ha lavorato benissimo per molti anni sulle ambulanze. Dopo alcuni problemi di salute, Zappolla era stato costretto a lasciare le ambulanze per lavorare in centrale. Si occupava di coordinare i mezzi interni. Purtroppo non era stato più in grado di viaggiare in ambulanza e quindi si occupava di gestire in centrale operativa. Però la sua preoccupazione quando era malato era proprio quello che voleva assolutamente tornare indietro, perché era proprio orgoglioso di far parte del servizio. Alberto Zappolla lascia la moglie Teresa, ancora da fissare la data dei funerali. E invece ieri nel Vicentino si sono celebrati i funerali di Diana Canevarolo, la donna trovata agonizzante sotto casa a Torri di Quartesolo. Rimane il giallo sulle cause della morte, le indagini vanno verso l'ipotesi dell'incidente. È stato un ultimo lungo abbraccio silenzioso a Diana Canevarolo, quello che il compagno Vincenzo e il figlio Nicolò hanno riservato la salma all'interno della bara al termine del funerale celebrato a Torre di Quartesolo. Il bianco è stato il colore scelto per fiori e abbigliamento di molti dei familiari, in particolare quelli provenienti da Vo, il comune di nascita e provenienza di Diana. Un solo mazzo di rose rosse è stato posato sulla bara. Una persona semplice e generosa, Diana, una donna dal carattere ambivalente e estroverso, ma con la necessità di coltivare riservatezza, ha ricordato il celebrante durante l'omelia. Oltre 200 persone nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio hanno voluto dirle addio. Particolarmente toccante uno degli ultimi momenti della cerimonia, quando il figlio Nicolò e la cognata dei fratelli della donna si sono seduti sui gradini dell'altare accanto alla salma per esprimere il loro affetto e dolore. Come possibile fare 7 miliardi di persone
al telefono, le tue battute, le tue risate, ma anche i tuoi rimproveri. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, sarà davvero dura vivere senza di te. È stato anche l'unico momento in cui è stata espressa la rabbia e l'angoscia per le modalità non del tutto chiarite della morte di Diana, la convinzione non si sia trattato di una tragica fatalità. Chi ti ha strappato la vita così giovane, siamo certi che la pagherà, e anche cara. Hai sofferto tanto durante la tua vita, ma ora sappiamo che sei libera e felice, vicino a mamma e papà, che si prendono cura di te nel regno dei cieli. Il messaggio commovente del portavoce degli Amici è stato più volte interrotto dagli applausi. Diana era una ragazza semplice, di poche parole, quasi introversa, ma capace di una sensibilità immensa. Non aveva bisogno di parlare molto, bastava uno sguardo, un gesto, una presenza silenziosa. Ciao Diana, rimarrai per sempre nei nostri cuori. Fin qui la cerimonia, ma al funerale di Diana Canevarola molti partecipanti hanno naturalmente espresso dolore e perplessità sulle cause di questa morte ancora del tutto da chiarire, chiedendo giustizia per la donna. Come si viene? Si viene con la tristezza e con la rabbia di scoprire la verità che è stato solo faccia a faccia del colpevole. Voglio solo il colpevole. Pensa che ci sia un colpevole alla fine? Io sì. Non un incidente? Mancherà tanto perché era veramente gentile, brava, era sempre disponibile. È il funerale che una ragazza che abitava vicino a me e anche l'età di mio figlio. Ecco. Cosa pensa sia successo? È difficile capire, comunque lei non c'è più. Questa è la cosa grave, è venuto. Questo è proprio grave. Esattamente, è una vicina di casa mia. Purtroppo ancora tutt'oggi non si sa cosa è successo e purtroppo siamo qua a dargli l'ultimo saluto. Lei la conosceva, l'ha vista vicino di casa? Che sì, persona era? È una persona abbastanza riservata, però tutto sommato è una buona persona. Me l'ho già detto tante volte, che è una persona stupenda, umile, dolce, aiutava tutti. Che lei abitava qua, io abitavo Euganea praticamente, che è una distanza, quindi non posso dire più tanto nel merito della famiglia. Cioè, è la sua radice, la storia di Diana, no? È nata là, sì, è nata là, lei è nata là. L'ultima volta che l'ha vista? A luglio o agosto, ma insieme al suo marito o compagno che sia, il figlio. Una famiglia tranquillissima, normalissima. Io spero che sia fatta giustizia, che facciano le indagini e che ci dicano cosa le è successo, in primis per la famiglia e anche per noi, perché le volevamo tanto bene. Così dunque avete sentito ai funerali di Diana Canevarolo. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, naturalmente rimanete con noi. 3. Ritorniamo in diretta da studio con la nostra prima edizione. La cronaca ci porta in provincia di Udine. Una prima notizia riguarda un incendio avvenuto qualche minuto prima delle 8:30 di oggi. I vigili del fuoco di Codroipo sono intervenuti col supporto della squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento con autopompa e autobotte in via Montenero a Codroipo, dove diverse telefonate giunte alla sala operativa del comando friulano hanno segnalato l'incendio di un furgone parcheggiato vicino a un'abitazione. I vigili del fuoco l'hanno trovato avvolto dalle fiamme, tra l'altro stava lambendo il contatore del gas esterno allo stabile. Naturalmente subito sono intervenuti per raffreddare e proteggere il contatore, la tubatura del gas e dall'altro lato per estinguere l'incendio del furgone. Le cause sono in corso di accertamento, è stato comunque messo in sicurezza sia il veicolo che tutta l'area circostante e nessuno
è rimasto fortunatamente ferito, ma soprattutto, l'avete sentito, si è evitato il peggio. Poteva naturalmente esserci una esplosione, ma anche in questo senso, a scopo cautelare, le abitazioni vicine sono state evacuate per cercare appunto di scongiurare il peggio. Fin qui un evento che vi abbiamo raccontato che non ha portato per fortuna conseguenze sulle persone, e invece purtroppo a Udine, in via Grazzano, una donna di 68 anni di origini russe è morta proprio per le conseguenze dell'incendio che ha interessato il salotto della sua abitazione e poi l'intero appartamento, a quanto pare scaturito da una ciabatta elettrica surriscaldata. La signora si trovava in cucina, mentre invece l'origine dell'incendio è avvenuta in salotto. Quindi potrebbe essere il decesso sopraggiunto per intossicazione? Sicuramente, no? Stanno facendo le opportune verifiche, potrebbe essere anche questo. Così è morta Alla Ceranovskaja, 68 anni, di nazionalità russa, stabilita da anni in Italia e a Udine. Era un'apprezzata interprete e traduttrice in ambito culturale, imprenditoriale e giudiziario. Il gas sprigionato dalla combustione dell'incendio sviluppatosi nel soggiorno del suo appartamento non le ha dato scampo, ha perso conoscenza e poi è deceduta inalando il fumo. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, poco dopo l'allarme lanciato alle 8:40 da un ragazzo di 17 anni, figlio e nipote di 2 sorelle che condividono l'altro appartamento al primo piano dell'edificio di via Grazzano come appoggio in città, per lei non c'era più nulla da fare. Una ciabatta che non ha retto il carico della stufa elettrica e dell'albero di Natale si è surriscaldata e ha preso fuoco. Le fiamme hanno iniziato a bruciare il tappeto del soggiorno e il pavimento in parquet. Questa è l'ipotesi più accreditata sulle cause dell'incendio. In questa ciabatta, dove che abbiamo trovato carbonizzata, era collegata alla stufetta elettrica e una sorta di albero di Natale con le lucette. E normalmente le ciabatte non sono adatte a sostenere il carico di stufette elettriche hanno parecchio assorbimento e le ciabatte nascono per utilizzatori con meno assorbimento, con meno carico. Quindi stufette elettriche vanno collegate normalmente alle spine direttamente al muro e non alle ciabatte. C'erano molte fiamme oppure avete trovato già solo del fumo quando siete arrivati voi? Allora, la squadra che è arrivata ha trovato un fumo molto denso, quindi segno che la combustione era dovuta a tempi lunghi, quindi con finestre chiuse, porte chiuse, quindi ha tutto il tempo di produrre molto monossido di carbonio, e quando poi viene aperta una porta o una finestra poi divampa e c'è la fiamma vera e propria, insomma. Il giovane, arrivato nel palazzo, si è accorto del forte odore della presenza di fumo lungo le scale, si è allontanato in tempo evitando di inalare anche lui il fumo. Con picchi di monossido alti si può cadere a terra proprio istantaneamente. Infatti il ragazzo è arrivato, ha sentito l'odore di fumo e dopo è uscito subito, insomma, quando ha capito che dall'appartamento fuoriusciva il fumo è scappato fuori e ci ha chiamato subito. Ecco. Alle 11:40 circa, finiti i rilievi dei vigili del fuoco e della polizia scientifica, il corpo è stato portato via dall'agenzia di pompe funebri e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Via Grazzano è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento. Così avete sentito la cronaca arrivata da Udine. Torniamo a Padova per riprendere il tema della sicurezza, perché dopo le spaccate in una pizzeria, in un negozio di occhiali di cui vi abbiamo dato conto grazie alla nostra redazione appunto di Padova, siamo nella zona di via San Fermo, i commercianti dell'associazione del centro storico hanno incontrato il questore per affrontare il tema della sicurezza e in particolare l'evoluzione di quest'ultimo periodo. La vetrina del negozio di occhiali di Velta con il blocco di pietra in via San Fermo a Padova, il furto nella pizzeria vicina hanno allarmato i commercianti del centro storico della città, che dopo questi 2 episodi, a distanza di 2 giorni uno dall'altro, hanno incontrato il questore Marco Dorisio. Abbiamo chiesto il pattugliamento del centro storico, del territorio, in maniera un po' più stringente, e qui il questore ci ha rassicurato perché insomma ci ha fornito dei numeri abbastanza incoraggianti. Ci sono delle pattuglie diciamo sufficienti che presidiano appunto non solo il centro storico ma tutto il comune di Padova,
Adesso stiamo valutando e anzi ci siamo rivolti ai tecnici perché vorremmo collegare direttamente i nostri sistemi d'allarme con la centrale operativa della questura. I commercianti hanno chiesto anche di estendere la zona rossa nelle ore notturne in centro storico. Abbiamo chiesto l'estensione eventualmente della zona rossa durante l'orario notturno, che questo potrebbe essere un ulteriore deterrente. L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, parlando di sicurezza durante il bilancio di fine anno, non vede nella zona rossa la soluzione. Non vuol dire che in zona rossa non succede niente, assolutamente no, ci sono dei controlli che vengono fatti in tutta la città. Poi, ripeto, devo tornare da dove sono partito, se pensiamo che ci sia una pattuglia dei vigili piuttosto che della polizia, piuttosto che dei carabinieri o della Guardia di Finanza in ogni via di Padova, insomma, stiamo sognando, da questo punto di vista. Sono persone che stanno facendo di tutto per cercare di assicurare la sicurezza. I commercianti, dopo aver scritto alla soprintendenza, chiedono il via libera al posizionamento delle serrande anche per chi ha il negozio in palazzi storici sottoposti a vincolo. Stiamo attendendo una risposta ufficiale. Abbiamo dato anche la mail per avere appunto il regolamento e per cercare di capire se anche noi possiamo installare delle serrande. Nel frattempo, il prossimo 27 dicembre è previsto un incontro con il prefetto. In quella sede cercheremo appunto di chiedere se il prefetto si farà portavoce, potrà farsi portavoce di chiedere un incremento appunto delle forze di polizia, un incremento delle risorse a livello direttamente governativo. Ancora cronaca, sorpreso proprio a Padova a rubare su un'auto ferma in un parcheggio, ha minacciato una guardia giurata con un coltello e la polizia ha arrestato questo italiano sessantenne. Ricettazione e rapina sono le accuse che la polizia ha contestato a un sessantenne di Albignasego. Erano le 21:30 di lunedì quando l'uomo, mentre rovistava in un'auto alla quale aveva appena rotto il finestrino, è stato sorpreso da una guardia giurata che non ha esitato a minacciare con un coltello per assicurarsi la fuga. Immediata è scattata la chiamata al 113. In via Bembo è arrivata la polizia che dopo una breve ricerca ha notato l'uomo che stava camminando lungo la carreggiata con una bici a mano. Fermato per un controllo, il sessantenne è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di arnesi per lo scasso e di oggetti rubati nell'auto in sosta. L'arresto del sessantenne è stato convalidato. Per lui il GIP ha disposto l'obbligo di dimora. Il questore nel frattempo ha emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio dal Comune di Padova per 4 anni. Questo dunque l'avete sentito, la cronaca da Padova. Noi dovremmo essere in grado adesso di andare in diretta da Venezia con la nostra Edi Caliman, perché è una giornata particolare quella di oggi, l'abbiamo detto, con tanti eventi, pranzi, cene a favore delle persone con più bisogno, ma anche persone sole. Edi, a te, buongiorno. Lina, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo nella chiesa di San Rocco, a 2 passi da Campo Santo Stefano, qui a Venezia, nel centro storico. Sono insieme a Don Roberto, parroco, che insieme a tanti volontari ha anche organizzato questo pranzo e possiamo dire anche questa giornata, come dicevi tu, per i fragili, per i bisognosi, ma soprattutto anche per le persone sole. Che giornata è oggi, Don? Ma è una giornata che ci ha ispirato nel cuore quello che noi contempleremo stanotte nella capanna di Betlemme, cioè l'amore, l'attenzione agli altri e soprattutto l'attenzione ai più fragili. Ed è una delle tante iniziative che comunque la parrocchia cerca di portare avanti proprio per questo amore e questa passione che c'è insita nel cuore dell'uomo e che deve essere trasmessa anche alle persone più bisognose. Grazie. Con noi c'è anche Anna Brondino, che adesso recupero perché è l'anima anche di questa iniziativa volontaria. Quante associazioni hanno partecipato affinché tutto questo banchetto, e non solo, perché in cucina ci sono anche tanti altri pasti,
avete organizzato? Allora, gli scout, l'associazione Corte del Forner, che siamo noi, che siamo stati un po' gli ideatori della cosa, che è l'Emporio della Solidarietà di Venezia, Caritas diocesana, e poi tutta una serie di sponsor che ci hanno tutto quello che voi vedete qui è stato regalato, quindi possiamo anche dire che Venezia è una città solidale, direi. Venezia che però si sta sempre più popolando di quelli che anche tu hai definito nuovi poveri, non solo le persone fragili ma anche persone sole. Allora, diciamo che come Emporio della Solidarietà noi siamo un po' tutti i giorni a contatto con la povertà e riscontriamo che le persone che vengono a fare la spesa gratuitamente da noi non sono persone che non lavorano, ma sono persone che purtroppo non arrivano a fine mese, madri da sole con figli piccoli, quindi bisogna affrontare non solo la povertà materiale, ma anche tutta una serie di povertà che forse è anche un po' più sono più complicate da gestire, ma che vanno assolutamente affrontate, perché in questo momento storico c'è un tema economico, ma c'è anche molto un tema di solitudine e di esclusione sociale. Questa giornata è stata chiamata A tavola con tutti e insomma l'augurio che anche voi volete portare con questa giornata e con questo pranzo, Anna. Allora, il nome A tavola con tutti è perché proprio tutti insieme volevamo che fosse una cosa non stigmatizzante, ma che fosse una cosa della nostra comunità, quindi che tutti potessero sedersi a tavola con tutti. E c'è anche stato infatti anche il patriarca che con una benedizione, un saluto a tutti, si è seduto insieme ai fragili e ai bisognosi proprio pochi minuti fa e continuerà il pranzo insomma con tutte queste persone, circa una cinquantina mi dicevi Anna. E ringraziando anche Sandro, ti lasciamo Lina con questo colpo d'occhio e la tavola imbandita per Natale. Grazie a Edi Caliman, grazie a Sandro Ponchio, grazie naturalmente ai volontari che stanno facendo così tanto per far sì che questa vigilia possa portare un po' di pace e serenità anche a chi ne ha bisogno. E proprio su questo argomento noi abbiamo in collegamento con noi in diretta, lo saluto e lo ringrazio, buongiorno, eccolo qua, Valerio Delfino, salve, responsabile della comunità Sant'Egidio di Treviso. Buongiorno Valerio, ben trovato. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, buongiorno. Allora è una giornata impegnativa per voi, perché? Perché diciamo l'iniziativa che abbiamo appena visto a Venezia si replica con Sant'Egidio in molte località della nostra provincia e soprattutto per diverse giornate, è così? Sì, è assolutamente vero. Da oggi cominciano diciamo, i preparativi, anzi oggi cominceremo a imbandire i posti a tavola per tante persone che noi seguiamo durante tutto l'anno, sono tante povertà diverse, persone di strada, famiglie disagiate e soprattutto tutte accomunate, come è stato detto a Venezia, da questo diciamo povertà tra le povertà che è la solitudine che colpisce tanti anziani, tante famiglie e tante persone sole. E nel Veneto noi faremo dei pranzi di Natale in diverse città, a Padova, domani ne faremo 5, oltre appunto quello principale all'Immacolata, poi a Vicenza nel chiostro di San Lorenzo e poi a Treviso faremo il pranzo di Natale al seminario, ma sarà preceduto stasera da tre cene della vigilia che faremo per non dimenticarci di nessuno, neanche degli anziani che rimangono anche il giorno di Natale, rimangono nelle case di riposo, diciamo in solitudine, ecco. Ma poi continueremo anche a Conegliano e a Mestre nei prossimi giorni. Senta Valerio, stiamo vedendo delle immagini delle edizioni degli anni scorsi. Allora abbiamo detto Treviso con 3 eventi di fatto questa sera, abbiamo visto la presenza del Vescovo, perché si cammina insieme diciamo in questo percorso, quali sono i soggetti coinvolti? Sì, senz'altro a questa tavola imbandita saranno invitati tutti i poveri di strada che sono ospiti anche dei dormitori della città, comunali, anche della Caritas e anche appunto metteremo a tavola, i numeri li avremo soltanto dopo, ma penso che tra oggi e domani nelle varie iniziative metteremo a tavola ben più di 1500 persone e per
per poter far questo abbiamo veramente avuto il beneficio di essere sostenuti da tanti veneti che sono molto generosi, ma anche tante associazioni che hanno donato in diverso modo il loro contributo, dal cibo ai regali, proprio perché vuole essere un Natale anche, come dire, anche un po' personalizzato, nel senso che ogni persona ha ricevuto un invito personale e avrà anche un regalo personale, ecco, quindi sarà un po' ritrovarsi, creare un clima di famiglia allargata per tanti, ecco. Esatto, ma senta, c'è tanta gente che ha scelto, che sceglierà questa sera anche di fare proprio da volontario, così, da cameriere, insomma, dar una mano. È una maniera per passare, per trascorrere la vigilia di Natale in maniera decisamente alternativa, no? Si lasciano le tavole, magari imbandite i parenti, oppure proprio con i parenti si decide di fare questa esperienza. Esattamente, c'è sia diciamo, tante persone che veramente non ci immaginavamo una adesione, parlo a cominciare da Treviso dove mi trovo io in questo momento, veramente una grandissima richiesta di poter aiutare, e questo anche ci incoraggia a provare a usare sempre di più anche negli anni prossimi, perché le povertà sono tante e ovviamente c'è bisogno di energie, e devo dire che i trevigiani sono molto generosi in questo, e però mi colpiscono tanto quelle famiglie che proprio in blocco, quindi genitori con figli, anche con nonni, decidono di venire tutti insieme e ognuno ha il suo ruolo, quindi chi si occupa dell'animazione, chi si occupa di fare il cameriere, chi si mette in cucina. E quindi questo penso che è anche così, vivere veramente da famiglia che apre le porte, che si allarga anche a tante situazioni molto meno fortunate, ecco. Sono curiosa di chiederle una cosa, allora, cioè chi viene con i bambini, magari i bambini anche piccoli, non piccolissimi, ma insomma in grado magari di capire, ma fino a un certo punto, ecco, qual è la reazione di questi bambini? Beh, io devo dire che i bambini sono i più sorprendenti, perché sono quelli che poi velocemente si ambientano, e quindi ad esempio al seminario negli anni scorsi, ma lo vedremo anche stasera e domani a pranzo, vedere i bambini di famiglie profughe, famiglie più diciamo in difficoltà, insieme a bambini invece di famiglie più agiate che si sono rese disponibili, io lo trovo molto bello, anche molto naturale, molto anche commovente se vogliamo. Quindi forse i bambini sono quelli che in maniera più spontanea riescono a vivere tutto con molta naturalezza e molta gioia, ecco. E anche loro riceveranno ovviamente il regalo di Babbo Natale. Certo, che poi è il messaggio insito nel Natale, no? Portato proprio dal bambinello. Senta, ci sarà un altro, ne parliamo anche con lei perché sicuramente sarete presenti anche a questo. C'è la messa di Monsignor Tomasi, sì, vescovo di Treviso, alle 18:30, che anticiperà un po' tutto questo pomeriggio sera dedicato al focus dell'attenzione a chi ha più bisogno. Si ripropone la celebrazione della messa, adesso vedremo con il meteo purtroppo di queste ore un po' sfortunato, ma speriamo insomma che tutto fili liscio in Stazione delle Corriere. Monsignor Tomasi ha voluto tornare in questo luogo di cui purtroppo anche a livello di cronaca parliamo spesso e volentieri per fatti magari non positivi. Cosa ne pensa anche di questa presenza del Vescovo? Tra l'altro siamo in una zona poi vicina alla parrocchia di San Martino, che è anche un po' il cuore del volontariato parrocchiale, degli operatori di strada, eccetera. È caduta la linea, non mi sente più Valerio, si è interrotto il collegamento. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Allora, dicevamo, approfitto per ricordarlo anche ai telespettatori questo, perché dalle 18:30 c'è proprio la messa di Monsignor Tomasi che celebrerà in lungo stile Mattei alla Stazione delle Corriere la messa della vigilia di Natale, quindi una celebrazione, una cerimonia carica ancor più di significato e che ne acquisisce ancor più visto il luogo
luogo da cui Monsignor Tomasi appunto celebrerà la messa. Allora dalla regia mi fanno vedere che purtroppo non c'è ancora ripristinato il collegamento con Valerio Delfino. Allora sapete cosa facciamo? Approfittiamo per andare un pochino in pubblicità, vediamo se riusciamo a ripristinare almeno per un saluto il collegamento e poi torniamo con altra cronaca. Ritorniamo in diretta da studio, stavamo parlando con Valerio Delfino della comunità di Sant'Egidio di Treviso. Eccolo qua, abbiamo ripristinato il collegamento. Valerio, giusto per un commento sulla messa di Monsignor Tomasi in stazione delle Corriere e poi anche per salutarci e augurarci buon Natale visto il vostro grandissimo impegno. Certo, senz'altro, ecco. Io direi che è un appuntamento molto opportuno e molto importante che viene organizzato con il CEIS e la Caritas, come lei ha ricordato, e direi il luogo e anche le condizioni meteo, secondo me, ci aiutano anche un po' a riflettere su quelle che sono le marginalità e le persone che vivono in condizioni di disagio, anche cioè gli ultimi delle nostre città, e quindi mantenere comunque il senso e diciamo il cuore e la mente anche su chi invece diciamo vive situazioni io devo dire di abbandono, di poca accoglienza, anche di poca sensibilità da parte di una città che comunque è una città benestante, una città ricca e che potrebbe fare anche ancora di più per diciamo andare a sostenere queste situazioni. Quindi sì, direi che sono contento che questo appuntamento viene rinnovato, ormai siamo all'ennesima edizione e spero che continui, ecco. Benissimo, allora grazie, buon lavoro Valerio Delfino, a lei, ai volontari, grazie. A tutte le persone davvero di buona volontà che questa sera si metteranno a disposizione nei prossimi giorni e soprattutto alle persone a cui è destinata questa iniziativa, che trascorrono davvero qualche ora in compagnia e in serenità. Grazie ancora. Grazie, buon Natale a tutti. Grazie. Grazie, ricambiamo davvero di cuore. Allora noi torniamo alla cronaca adesso con la nostra regia, andiamo a Vicenza perché c'è stato una sorta di terremoto, chiamiamolo così, in tribunale si è dimesso il presidente Perina. Sentiamo. A 2 anni dalla nomina e in una fase segnata da una forte emergenza di personale per la mancanza sia di magistrati ma soprattutto di impiegati, il Tribunale di Vicenza deve fare i conti con le dimissioni a sorpresa del suo presidente, Luigi Perina. Per ragioni personali, secondo quanto filtra, Perina, una carriera come giudice del lavoro prima a Vicenza e poi in Corte d'Appello a Venezia, mantovano di 67 anni, residente in città, ha rassegnato l'incarico aprendo una fase delicata per la guida dell'ufficio giudiziario Berico, che pareva avere superato la fase più acuta di difficoltà con l'arrivo di Alberto Rizzo qualche anno fa. L'uscita del Presidente, che ha colto tutti di sorpresa, dal Procuratore della Repubblica Lino Giorgio Bruno al Presidente degli Avvocati Alessandro Moscatelli, arriva in un momento complesso, con carenza nella pianta organica a tutti i livelli che incidono sull'organizzazione e sui tempi della giustizia. Ora si attende la nomina del successore da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, anche se i tempi non saranno brevi, mentre restano sul tavolo le criticità strutturali che il Tribunale è chiamato ad affrontare quotidianamente per rispondere alle esigenze di giustizia dei cittadini. Nel frattempo il reggente sarà il giudice Giuseppe Limitone. Rimaniamo a Vicenza perché c'è stato un arresto con maxi sequestro di stupefacente nei confronti di un giovane che aveva creato una vera e propria serra domestica di marijuana. Una coltivazione intensiva di marijuana nascosta tra le mura di casa è quanto emerso al termine di un'operazione che ha portato all'arresto di un giovane residente nel comune di Quinto Vicentino. All'interno dell'abitazione gli investigatori hanno scoperto un laboratorio organizzato nei minimi dettagli, 159 piante di cannabis coltivate in serre rudimentali, sistemi di illuminazione artificiale, ventilatori e materiali specifici per la crescita e il confezionamento della sostanza. Durante la perquisizione sono state
sequestrati anche circa 200 grammi di stupefacente tra marijuana, hashish e parte già suddivisa in dosi e pronta per la distribuzione. Le piante erano collocate in numerosi vasi e contenitori, segno di un'attività strutturata e continuativa. Il giovane è stato fermato in flagranza e trasferito in custodia domiciliare in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Un episodio che riaccende l'attenzione sul fenomeno dello spaccio domestico, sempre più spesso organizzato all'interno di abitazioni apparentemente insospettabili, anche in contesti residenziali tranquilli. E sequestro di tutt'altro genere da parte della Guardia di Finanza. Siamo sempre a Vicenza, dove sono stati intensificati naturalmente i controlli in vista delle feste di fine anno. 3 persone denunciate e sequestrati 900 kg di botti. I militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 900 kg di fuochi d'artificio per un totale di oltre 105.000 articoli pirotecnici rinvenuti in 3 diversi centri di stoccaggio. Il materiale era custodito in condizioni di grave rischio, vicino a prodotti infiammabili e impianti elettrici, in violazione delle norme di sicurezza previste dalla legge. Nel mirino anche il commercio di prodotti natalizi. Oltre 42.000 articoli non conformi sono stati sequestrati perché privi delle corrette indicazioni di legge e non rispondenti alle normative europee sulla sicurezza dei consumatori. Tra questi più di 11.000 prodotti contenuti nelle cosiddette mystery box, promosse sui social network e vendute online o in temporary shop allestiti in diversi centri commerciali del Veneto. L'ampiezza dei fenomeni riscontrati ha fatto scattare un coordinamento con altri reparti della Guardia di Finanza, che ha consentito ulteriori sequestri in tutta la regione in tempi piuttosto rapidi. I titolari delle attività controllate sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Vicenza per commercio abusivo di materiale esplodente e segnalati alle autorità amministrative competenti. Le sanzioni possono superare complessivamente i 35.000 euro. Un'azione che si inserisce in una strategia più ampia di contrasto all'illegalità economica per garantire sicurezza ai cittadini, soprattutto durante il periodo delle festività, a tutelare il mercato e la concorrenza leale tra gli operatori che rispettano le regole. C'è stato un nuovo focolaio di aviaria in un allevamento a conduzione familiare. Siamo a Fonte, provincia di Treviso. Le restrizioni riguardano anche però il territorio circostante e l'attenzione è massima. Allarme influenza aviaria in un piccolo allevamento a conduzione familiare. Il focolaio del virus è stato segnalato nel comune di Fonte, in provincia di Treviso. Proprio per evitare che il virus possa diffondersi, le autorità sanitarie hanno attivato immediatamente le misure di prevenzione che interessano un'area di 10 km attorno al focolaio, includendo anche alcuni comuni dell'area est di Bassano del Grappa. Non si tratta di un'emergenza per la popolazione, spiegano le aziende sanitarie, ma di un intervento di controllo e monitoraggio. Il focolaio risulta circoscritto sotto osservazione, mentre l'attenzione è rivolta soprattutto alla tutela degli allevamenti e alla prevenzione di nuovi contagi, in particolare attraverso il contatto con volatili selvatici. Per questo sono state rafforzate le verifiche sugli animali e sono scattate limitazioni che riguardano fiere, mercati e movimentazione del pollame. Per gli allevatori e i proprietari di animali, anche a uso familiare, si raccomanda di rispettare scrupolosamente le indicazioni dei servizi veterinari e di custodire gli avicoli al coperto, compresi acqua e cibo. Il comune di Fonte, in stretto contatto con le autorità competenti, continuerà a monitorare la situazione e invita i cittadini e gli allevatori anche del Bassanese a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali. Abbiamo parlato di queste giornate di allerta meteo, andiamo a vedere l'home page del Gazzettino che ci parla di questo maltempo con acqua alta a Venezia, lo vedete, Piazza San Marco allagata e Bora a Trieste, alberi caduti, recinzioni divelte e le previsioni per Natale non sono particolarmente rosee, si parla di neve sopra i 600-700 metri, altrimenti appunto pioggia e soprattutto questo vento che sta creando delle problematiche. E riguardo a Venezia e all'acqua alta c'è la notizia arrivata in queste ore dello sblocco dei 93 milioni di euro per il finanziamento del Mose. Serviranno a pagare aziende e lavoratori oltre che per garantire il funzionamento dell'opera. A Venezia arriveranno le risorse per la gestione e la manutenzione del Mose. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha approvato lo stanziamento dei 93 milioni di euro necessari al pagamento delle prestazioni eseguite e contabilizzate nell'ambito dell'attività dell'opera.
Soddisfatto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, che aveva chiesto lo sblocco dei fondi per scongiurare una crisi che avrebbe potuto portare anche alla sospensione dell'attività del Mose. Salvini ha ribadito che era fondamentale assicurare gli stipendi ai dipendenti e pagare le imprese per i lavori già svolti o in corso per non bloccare un'opera che ha protetto Venezia e la laguna con oltre 110 sollevamenti. Per il futuro però ci vuole un cambio di passo. Adesso ci aspetta la piena operatività dell'autorità per la laguna. Dobbiamo pensare al personale oggi impiegato in CVN, in Comar e in Tetis, e soprattutto ci vogliono risorse certe e stabili per il funzionamento di un'opera che è unica al mondo e che non può vivere di contingenze. Moltissime le reazioni politiche, soprattutto dal centrodestra. Per il senatore Raffaele Speranzon, lo sblocco dei fondi è frutto di un costante lavoro di coordinamento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i ministri Giorgetti e Salvini. Secondo il Presidente della Regione Alberto Stefani, attraverso i ministri Salvini e Giorgetti, il governo dimostra ancora una volta di lavorare nell'esclusivo interesse di Venezia. Soddisfatti anche i consiglieri regionali leghisti eletti in provincia di Venezia, Rosanna Conte e Andrea Tomaello, mentre per la Dem Monica Sambo, se non ci fosse stata la mobilitazione di sindacati e imprese, non sarebbero state stanziate nemmeno le risorse già previste per il Mose. Da Cafarsetti il sindaco Luigi Brugnaro parla di una risposta concreta per un'infrastruttura unica che non può permettersi incertezze. Di un semplice atto dovuto parla invece il capogruppo Dem Giuseppe Saccà. Sbloccare risorse già stanziate e vincolate, ha detto, non è un'azione straordinaria, ma il semplice adempimento di un impegno preso. E difesa dalle alluvioni, ma anche case pubbliche sono i temi su cui si sono concentrati i primi investimenti della nuova giunta regionale guidata da Alberto Stefani, più di 70 milioni di fondi europei a interventi in questi due settori. 50 milioni per la casa e 28 contro le alluvioni. Nel corso della sua prima riunione in assoluto, la nuova giunta regionale del Veneto ha approvato all'unanimità una riprogrammazione del FESR, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che consentirà, nelle parole del presidente Alberto Stefani, di impegnare subito importanti risorse per obiettivi strategici individuati nel programma elettorale. La destinazione dei 50 milioni per la casa sarà decisa in sinergia con gli assessorati al sociale, al lavoro e alle imprese. Una parte cospicua servirà comunque a riqualificare immobili già di proprietà pubblica. I 28 milioni destinati alla cosiddetta resilienza idrica, invece, permetteranno la prosecuzione dell'opera di messa in sicurezza del territorio dal rischio alluvioni. Qui i progetti da finanziare saranno valutati di concerto con l'assessorato all'ambiente. A queste risorse si aggiungono 5 milioni destinati agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa e ad affrontare la carenza di manodopera e competenze per posti di lavoro di qualità legati a queste tecnologie. E si rivolge proprio alla Regione. Il vice sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, chiede di ascoltare il territorio rispetto all'impianto agrivoltaico per il quale sono già state raccolte centinaia di firme. Neanche il tempo di spegnere le luci e il riscaldamento della sala nella quale si è tenuta la presentazione del progetto di un maxi agrivoltaico che potrebbe arrivare qui a Rosà, e già scatta la raccolta di firme. L'avevamo annunciato e i promotori hanno già portato, in questo caso qui al comune di Rosà, ma anche in tanti altri posti, la raccolta di firme per dire di no a questo progetto. È una petizione che parte da un dato storico, ovvero dal fatto che già quel territorio era stato oggetto di mire da parte di chi voleva per esempio fare delle escavazioni o degli altri progetti. Fino al 1987 quella è una zona che è diventata veramente protetta, ma c'è qualcuno che si intende molto più di noi di storia locale, di politica locale, è Paolo Bordignon, attualmente vice sindaco ma ex sindaco di Rosà. Che cosa sta succedendo qui? Beh, è un'area che ha una storia come avete detto giustamente, è una storia che siamo riusciti col tempo a fare un parco. La Regione Veneto ha espresso in una delibera regionale di essere un parco rurale agricolo di caratteristiche rurali, per cui la legge che determina la caratteristica del parco è la legge sui parchi, per cui la protezione è ben precisa. Ora il comitato naturalmente di Travettore, ma allargato a tutta la cittadinanza di Rosà, propone delle raccolta firme. Dobbiamo per forza di cose far sentire il peso veramente della cittadinanza, un'area molto ampia, un'area che si va a togliere alla cittadinanza, un'area che non diventerà più vivibile, e questo è l'aspetto principale. Quello che posso dire è quello di sollecitare la via regionale di fare delle
valutazioni non solo tecniche, ma soprattutto delle valutazioni ambientali, storiche, identitarie, perché c'è un paese, c'è una comunità, quella di Rosà, che ha bisogno di avere soprattutto la sua area, che è l'area praticamente l'area più libera, più centrale di tutta la zona, di tutto il territorio bassanese. Per cui, perché proprio a Rosà? Perché proprio in questa zona? È una zona molto praticata soprattutto da chi va a camminare a piedi la domenica, tutti i giorni, un'area aperta per cui verrà chiusa, e ancora questo è un aspetto molto importante, un'area che sarà più vivibile da parte delle persone, per cui la raccolta firme deve essere molto densa, molto forte, soprattutto identitaria per tutto il paese di Rosà, ma è aperta a tutto il territorio bassanese, Bassano del Grappa, Cartigliano, Tezze, per cui la proposta è quella di lanciare una raccolta firme a tutto il territorio bassanese. Ecco, è un territorio che ha saputo sempre far sentire la propria voce. Facciamo un esempio, qui a 2 passi c'è la zona di San Lazzaro, dove i cittadini hanno saputo far sentire le proprie esigenze, ed è saltato proprio all'ultimo minuto un progetto che poteva portare capannoni, asfalto e cemento. È un territorio, come dicevamo, che fa sentire la propria voce, c'è bisogno di qualcuno che l'ascolti, forse c'è da cambiare qualcosa nelle procedure regionali in questo caso. Beh, come amministrazione abbiamo già fatto un consiglio comunale con una larga maggioranza, abbiamo deciso proprio che la zona va preservata. Si è mosso anche Cartigliano con una delibera di consiglio comunale, si è mosso anche Bassano del Grappa con una mozione. Credo che l'intento delle amministrazioni è ben preciso e ben chiaro, la cittadinanza ci sta supportando, tutti i comitati siamo in linea, per cui dobbiamo lavorare tutti assieme e portare a casa questo risultato. Ripeto, dobbiamo far forza e far capire ai tecnici regionali che non c'è solo una normativa che comanda, ma c'è una popolazione che vive attorno a questo parco. Allora, avete sentito un territorio piuttosto battagliero su un tema che racconteremo nei nostri telegiornali. Vi faccio vedere con le immagini di Alessandro Costacurta la raccolta firme. Qui c'è un semplice raccoglitore, ma sono molti i bar, i locali, le sedi di quartieri e di enti, istituzioni che raccolgono le firme per dire di no. Ringraziamo Paolo Bordignon per questo intervento. Vediamo che cosa succede stavolta allora. Grazie soprattutto a voi che siete in mezzo alla gente ancora una volta per il bene della gente, per il bene di un territorio. Grazie veramente di cuore. Raccogliamo questi ringraziamenti e proseguiremo anche con questa battaglia per raccontarvela tutti i giorni. Grazie a Ferdinando Garabello e Alessandro Costacurta, grazie all'ospite naturalmente per le ultime su questo caso che, come diceva il collega, stiamo seguendo. Andiamo di nuovo sull'home page del Gazzettino per una notizia che arriva da Agordo. Muore un'ora dopo le dimissioni dal pronto soccorso. Parliamo di una donna ucraina di 80 anni, indagato il medico 33enne che l'aveva visitata, e dunque c'è un'azione della Procura della Repubblica rispetto alla dimissione di questa anziana che è deceduta poco dopo purtroppo aver lasciato la struttura ospedaliera di Agordo. Noi ci salutiamo con un servizio un pochino più leggero, rimaniamo in ambito ospedaliero ma con una buona notizia in questo caso, con i maestri pasticceri di Padova che si sono dati appuntamento all'ospedale per portare un pochino di atmosfera natalizia e non solo ai bimbi della pediatria. C'è una dolcezza che va oltre il gusto e arriva dritta al cuore, soprattutto quando il Natale si vive tra le corsie di un ospedale. Il reparto di pediatria e l'hospice pediatrico dell'azienda ospedale Università di Padova si sono riempiti di sorrisi, profumo di biscotti e autentico spirito natalizio, grazie all'iniziativa, diventata ormai tradizione, Dolce Vita in Pediatria. Dai più rinomati laboratori di pasticceria del territorio direttamente alle stanze dei piccoli pazienti. Massimiliano Alaimo, Luigi Biasetto, Luca Cantarini e Luca Rasi hanno trasformato una mattinata di cura in un momento di festa tra sac à poche, selfie e risate condivise. Quest'anno il dolce da realizzare insieme ai bambini è stato ancora più speciale. Un puzzle biscotto con un disegno firmato da Giorgio Cavazzano, celebre fumettista disneyano, donato alla miglior vita possibile e stampato gratuitamente da Pavoni Italia. Un gesto semplice ma potente che ha coinvolto anche lo staff sanitario e che dimostra come il tempo, l'attenzione e la dolcezza possano davvero fare la differenza.
Questa è l'iniziativa, lo avete sentito, allora a me non rimane che salutarvi ricordandovi la nostra programmazione di oggi, perché dopo di noi naturalmente immancabile in una giornata poi come questa Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, ultimi suggerimenti anche per il menù di Natale. Alle 14:30 Mani in Tasca, il professor Paolo Gualtieri risponderà alle vostre domande sull'economia quotidiana. Alle 16:05 il cinema con la pellicola Il Garofano Verde, e approfitto anche per ricordarvi che questa sera in prima serata su Antena 3 dalle 21 trasmetteremo la Santa Messa dal santuario di Motta di Livenza. Ringrazio in regia Alessandro Granziera e Alberto Pivetta per la parte tecnica e vi do appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera. Intanto un buon pomeriggio della vigilia di Natale. Arrivederci.